Il nero esiste, i contratti di comodato simulati esistono. Non ha sortito gli effetti sperati la legge sugli affitti in nero, come se tutti i contratti stipulati in materia di locazione fossero perfettamente regolari e validi, a dispetto di quanto si è sempre insinuato con tanto di indagini sul sommerso. A distanza di 18 mesi dall'entrata in vigore della 23/2011, pochissimi gli inquilini che in tutto il Veneto hanno segnalato al fisco il proprietario che ha ricevuto sotto banco provvigioni mai denunciate, almeno secondo i dati forniti dalla segreteria regionale del Sunia. Noi qui in Venezia, che seguiamo 44 comuni, avremo avuto richieste di applicazione da 5-6 persone, non di più. E ciò nonostante i grandi vantaggi che la legge garantisce all'inquilino, sanzione esigua, contratto di almeno 4 anni e canone al triplo della rendita catastale annua, il che significa un affitto mensile che da alcune centinaia di euro si riduce a poche decine. Diciamo che il nero esiste, ma la gente ha paura. L'inquilino ha paura di passare per una spia che ha tradito un patto magari decennale per quanto illecito, con ripercussioni anche sul piano sociale, nella vita di tutti i giorni. Chi si fiderebbe più di un cittadino che è stato un delatore? Al di là degli aspetti morali a frenare i locatari sono anche i rischi nascosti tra le pieghe della stessa legge, già da più parti definita incostituzionale perché punisce troppo severamente il proprietario e premia in modo abnorme l'inquilino. Anche per questo, in attesa della decisione della Suprema Corte, nemmeno chi vive in affitto con contratto in nero si fida a denunciare. Il timore che tutto possa rivelarsi inutile è più che fondato.